Rientriamo amici ancora una volta qui all'interno dei padiglioni della Fiera di Rimini per Macfrut, kermesse dedicata al mondo ortofrutticolo. Siamo sempre all'interno dello spazio espositivo di Oppo Veneto e sono in compagnia del presidente e del direttore generale di Coop Credit. Allora diamo il benvenuto a Giorgio Oliva, presidente, e a Roberto Ponte, direttore generale. Allora intanto chiediamo al presidente che cos'è Coop Credit. Coop Credit è il primo intermediario del credito specializzato nel credito agrario. Siamo nati nel 2012 dopo la riforma del 141 e il nostro focus è esclusivamente legato a tutto ciò che riguarda il mondo agricolo e tutto ciò che riguarda la finanza d'impresa relativamente alle aziende agricole. In più siamo un soggetto delegato di Ismea per il rilascio delle garanzie dirette dell'istituto. Attualmente il nostro focus riguarda principalmente il mondo delle aziende agricole e quindi tutto ciò che riguarda un progetto di filiera legato a questo mondo. Questo sostanzialmente è quello che fa Coop Credit, ma insomma capiamo quanto sia importante per un'azienda poter investire per crescere. Lei ha colto nel segno, perché non si cresce senza l'appoggio di un credito specialistico all'agricoltura, non si cresce se l'azienda non viene adeguatamente supportata dai servizi di consulenza. Oggi il mondo agricolo sta crescendo, c'è un processo evolutivo in atto. Noi abbiamo portato sia un'innovazione di carattere consulenziale, perché ci affianchiamo all'impresa dal nascere del progetto di sviluppo di ogni singola azienda, per poi trovare le migliori condizioni sia di credito ordinario, come diceva il Presidente, con l'appoggio della garanzia diretta dello Stato e quindi di Ismea, per poi aiutare anche queste imprese ad attivarsi per le agevolazioni di natura pubblica. Quindi entrambe questo sistema di supporto crea sia la serenità nell'imprenditore nel poter programmare per la prima volta insieme alla propria struttura aggregativa, quindi all'OP e alle AOP, e questo permette indubbiamente di lavorare su una logica di approccio completamente diversa e innovativa, vicinanza al produttore, informativa specialistica, possibilità di crescere strutturando i progetti di sviluppo direttamente di concerto con l'organizzazione dei produttori. Grazie direttore. Ultima domanda presidente, insomma dal vostro osservatorio qual è lo stato di salute di questo mondo? Lo stato di salute è sicuramente un momento di cambiamento e di dinamicità da parte delle aziende agricole, legate anche a un ricambio generazionale che comunque sta investendo questo mondo, e qui ancora di più è importante la consulenza e accompagnare questo ricambio generazionale, che è fondamentale per la crescita di questo settore. Quindi se devo dare la mia opinione, è un momento di grossa vivacità che comunque sta dando sicuramente degli ottimi risultati. Insomma, segnali positivi. Grazie al presidente Giorgio Oliva, grazie al direttore generale Roberto Ponte. Grazie a voi. Grazie.